I figli di Ruben e i figli di Gad, insieme con la miege tribù di Manasse, attornarono in Daur e lasciarono i figli israeliti a Silo, tettiere di Canaan, per la tettiere di Galad, la curiere toccià della loro parte, Daur l'ordine che il Signore gli aveva dato a Mosè. Rivasta i cercoli di classe dal Giordano, tettiere di Canaan, i figli di Ruben, i figli di Gad e la miege tribù di Manasse, a fare su un altare, ad or dal Giordano, un altare tan gran che mai. La robe e venirono a savere gli israeliti. Vi odeis mo a diserin, che i figli di Ruben, i figli di Gad e la miege tribù di Manasse si son fa su un altare in faccia de tierre di Canaan, de bande dai cercoli di classe dal Giordano, sulla riva dei israeliti. A queste nuove vedute, la truppa dei israeliti si dedonge a Silo, per marciare contro di loro e far guerra. Prima però, gli israeliti mandarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dai miege tribù di Manasse, tettiere di Galad, il pre di Pincas, figlio di Elesar. E di sorrestan parie, un sorrestan di famè, per ogni tribù di Israele, stan che ognuno di loro aliera a ciaf de sua famè, fra le tribù di Israele. Rivazca, forin li dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dai miezi tribù di Manasse, tettiere di Galad, urdiserin. L'assemblea del Signore, tutte complete, a discussi, se robe veso fat contri dal Dio di Israele, voltando con le spalle al Signore e facendo un altar cal squen fai ombre a quel dal Signore.